computer. Eh, Mandi a dolce e benvenuto su Interisma Furlans. ciao. Ciao Sandro, saluto anche Agnol che ho signato ha avuto un piccio qui pro quo col fruttin. D'altronde impegno sono impegni di fa me, quindi lo darei la prossima volta. Allora dai, il Fevelin ovviamente dalla la partita dall'Inter contro la Roma all'Olimpico e intanto mi par che l'Udinese sta vincendo 1-0 contro la Juve a casa loro, quindi dai, Sì. bene, io dico se Sadur e se per caso l'Udinese arriva a fare il miracolo, Giannetti ha segnato. ecco, molto bene, Non sai chi ma qual è? io la stavi seguendo su che televisione di tipo QSVS, diretta statica, roba lì, e hanno segnato 10 minuti in calcio, insomma, dai. Allora, Fevelin velocemente di questa grande Inter, perché ormai non si può sfavellare di altri, con Tune Rome che ha dato Duce Capodeve, e io vorrei proprio partire dal suo allenatore, di Daniele De Rossi, che dalle interviste post partite a me ha fatto veramente piacere in positivo proprio perché innanzitutto alla constatato ovviamente la differenza di livelli che sono fra la sua Roma e l'Inter e soprattutto quando hanno provato a punzecchiarlo sul discorso di un possibile gol di Nodà all'Inter che è di Acerbi, no? Sulla posizione di Turam, e lui l'ha detto che da un calcio che al volare lui qui stiu goi non annullare mai, che lì per lui sono goi che sono sempre di convalidà, perché se no il ballon rischia di diventare un altro tipo di sport, un po' come il basket, un po' come altri sport che appena che tu hai il contatto ti fissi a spalla, che effettivamente non è più il ballon. E io effettivamente De Rossi mi ha veramente stupito, non che sia una sorpresa, perché De Rossi è sempre stato un avonde vera, ecco, un avonde credibile sia di quanto è giocatore che comunque è il miglior allenatore della Roma. Tu ci pensi tu a riguardo e dopo Febelin effettivamente dalla prestazione e dopo anche di che minchiadi che sono venuti fuori proprio sul fatto dal date mostrato, no, alla curva della Roma di Acerbi e di queste telefonate fatte dai spogliatoio su un po' che gaffate di bastoni che arrischi di fai saltare a Dising, di fai saltare una tre giornate in Zaghi, con anche Allegri ricordi benissimo che col Monza la fa la stessa robe dal suo box, no, di allenatore sui spalti. Comunque dai, a te la paraula intanto e dopo lì in davanti. Boh, sul discorso di De Rossi, io avevo scritto anche in chat, no? Anche Mourinho e la vie, che secondo me la Roma non era di la posizione dove si chiattava, perché comunque è una squadra e a giocatori farsi finire. Fra l'altro, basta io di nome disegni il valore, no? Dalla rosa più anche i stipendi che sono non dico come che dall'Inter ma si avvicinano a Vonde, no? Quindi vuol dire che comunque è una squadra di qualità. Dal mio punto di vista era secondo me può arrivare tranquillamente a Mancul fra i primi 5, cioè disegni in Europa, Europa League o Champions League, poi o Mancul in lì, e quindi Mourinho era un po' la zavorra, no? In questo momento, perché ormai secondo me aveva una visione un po' che vecchia dal calcio, mentre De Rossi mi è piaciuto perché l'ha giocato in una maniera molto aggressiva con un 4-3-3 che tecniche molto, è stata una partita molto molto piacevole dal secondo team. Dal primo team poi è stata invece un po' più di porre perché loro erano rimettuti bene in campo e dal mio punto di vista ha meritato di essere in vantaggio alla fine dal primo team, ma questo l'hanno detto pensi anche i giocatori dall'Inter stessi che avevano approcciato in una maniera sbagliata. Però è vero, è approcciato male, però la squadra, la Roma effettivamente ha fatto una partita veramente eccellente e ci ha messo tantissimo in difficoltà, come che ci metti un po' in difficoltà che squadre che giocano molto aggressivi. Il problema, secondo me, per vincere con l'Inter bisogna giocare così, però il problema è che giocando la faccia a faccia il rischio di perdi alle elevate come che le sedute, io le dite
l'hai detto, lo pensi chi mo che io ho detto la mole dal gioco è fra i primi in Europa e l'Inter, quindi di conseguenza bisogna stare un po' catens, ecco. Secondo me loro affinando un po' le dinamiche del gioco, eccetera, può migliorare tanto. E poi anche a me, come tu dicevi tu, il post partita mi è piaciuto, sia che è un giocatore e non è un giornalista o un arbitro che dice che io dico la toccatina, il fallut, il miec peston, il cosa. E alla dite le robe che pensi in doppio, cioè il calcio è un gioco di contatto, quindi è ovvio che potessi la mia sburtata, il tocco, cioè in tal gol di Turama mi sembrava Van den Net che insomma il Turama si sposta verso destra mentre il pallone va a sinistra, quindi poi di così. Però ovviamente qua anche le robe se sono contro di no o comunque a riguardo di no avvenissero più di una maniera sbagliate, no? E lo stesso vale per il discorso che avevi visto prima della famosa telefonata che non so se si può fare o non si può fare, sinceramente non ho idee. No, no, Eh, non si può fare, l'allenatore non può eh, fare contatto con la squadra, allora, se non si ma può fare, io che venni sì, squalificato. ma hai un po' un controsenso da questo mondo di social e tutto, tutto che gli allenatori che sono comunque in tribune non comunicano sia con staff sia con i giocatori durante la fine prima, mi pare un po' ridicole la roba. Comunque sì, scusa, vai in avanti. No, no, mi dicevi, De Rossi mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto come ha giocato, mi è piaciuto come l'ha impostato la partita. L'Inter però di dire che un po' che il campo non ha aiutato al primo tempo, io devo un po' dire così sugli gambis, però dopo secondo tempo ha fatto secondo me una partita eccellente, fatte veramente. Ormai io penso che se di poco c'è disi, ecco, sul discorso gioco, sul discorso degli interpreti e sul discorso anche dall'allenatore che sta migliorando di partite in partite. Io da Rin come in Champions, no come fra una settimana in Champions che venirà forse a me che Morata si sia di fat male che a 3D no, io do la partita dall'Atletico Madrid però l'Atletico Madrid è una squadra che sta migliorando tanto, ecco, l'altro ieri ho detto il Real Madrid, ieri ho detto il Barcellona un toc però l'Atletico Madrid no mi manchi, magari si chiati la replica e magari io la partita. No, boh, ma comunque Morata ha un infortunio non gravissimo e quindi Alvarez di presentarsi per il ritorno. Di una banda è un peccato perché comunque ti saresti piaciuto beccare l'Atletico no? In plene forze, in pleni scomponenti, però insomma sono le Morata, amen, come parlano, lo sai, se fossi Turam, lo si interessi, insomma, ecco. Certo. Invece secondo te MVP, il miglior giocatore della partita sia di una squadra che di che altre e dopo passi tra virgolette al Piesi. Il Piesi sa vincere con i che della Roma. Magari dall'Inter se tu cerchi su qualche dunque non l'ha giocata al suo livello. Ma io il giocatore che mi è piaciuto di più è Sommer, nel senso che è impeccabile, è a parte che Baboni fra porteste, però è perfetto, anche l'uscita che l'ha fatto su Lukaku, pensi che sia di un gol, cioè che vale un gol, perché lì non sei sportesca, aggredisci così il ballone, cioè con la convinzione di là che poi il ballone, tu li vedi un portiere anche lei così sicuro, dopo dà una sicurezza enorme anche ai difensori. Di no che mi è piaciuto Mancul, ma sinceramente tutti che altri se sono quando tu fai 4 gol fortiase da un campo del genere è difficile da dall'insufficienza per me hanno giocato più bene dal primo tempo hanno giocato tutti un po' sotto il loro livello mi è piaciuto invece De Rossi che l'ha veramente limitata al massimo Ciaranoglu che praticamente ieri l'ha giocato ma l'ha toccato pochissimi balis quindi un altro applauso anche a De Rossi però nel complesso Bastoni un altro che secondo me ha fatto una grandissima partita anche lui indipendentemente dal gol ma io l'hai detto anche 3 volte in Siki con te
Giave bastoni, tu giavi un terzo dalla squadra, perché è fondamentale dal suo ruolo, e lo stesso come sta diventando Pavard, anche se l'altro ieri non ha giocato benissimo, ha avuto qualche problema, però se aggiungi loro due come disin braccetto, come lo chiami, mi pare, e tu chiati sinare, allora la differenza si fa, sì, insomma. Ma ascolta che ti domandi, secondo te, è una preoccupazione o è un caso, che comunque che i due gol lì, un su disattenzione, no? Sul fuorigioco, no? Sulla punizione, perché lì è un po' di dividi la colpa sia fra Acerbi e Pavard, perché dopo una volta con anche la linea è rotte, Pavard i suoi casini si richiappa il giocatore, dopo la ripartenza effettivamente ieri veramente masse su a sembrava un po' di Viodi l'Inter di c'era di 2 anni fa, quando acciappava Cutripei a manette, sì, magari insegnava ai compagni, però finiva 3-3, 4-3, 3-2, c'è titoli, è comunque un caso, proprio che sbaglia l'approccio, oppure... Ma io secondo me bisogna, ripeto, secondo me il print team della Roma è stato un print team eccellente, quindi bisogna anche dare merito all'avversario, no? Quindi no, io di... È vero che forse l'Inter sul secondo gol era un po' massa sbilanciata, di solito ci stanno, pensi forse con la Juve abbiamo avuto un gol simile che ci hanno fatto l'andate, no? Che è un gol a Vonde potrebbe essere un gol sì, o no, forse al ritorno come Duque Vlahovic se l'ha sbagliato il ballone Sì, che sì, non settimane che come fa. Kenny, sì, sì. Ecco, che lì. Però insomma l'anno passato lo facevi praticamente ogni settimana, come se viene fuori una volta ogni 3-4 una situazione del genere, 3-4 partite si intende, forse anche stai, no? E dite, dopo anche il gol è venuto su due pai interno, su una roba un po' anche un po' sfortunate, però il merito secondo me aveva picchiato la squadra avversarie. Sul primo gol invece Acerbi sicuramente l'errore, so. Ok, allora, giusto per finire proprio il discorso, campionato, no? È venuto un Milan che comunque arriva a restare attaccato, perché zitti zitti, tutti ho visto in pioli out, però anche che dei partiti mi pare andava 20 svolte pareggiati dos, quindi il ruolino di marcia dal Milan hanno le per noi mal. Ieri l'ha vinto col Napoli, disin no a sculade, però alla comunque rischiare, no? Di beccare il pareggio verso la seconda parte della seconda team però alla sfangate e alla vinta. Usniot, come io dico, la Juve come che finirà Usniot, che Sì, magari possa anche ribaltare, non le dite, però sapere anche due punti su Usniot, hanno saresso un cazzo mal per noi, perché comunque sempre considerando il discorso della partita che Vindi recupera con l'Atalante, che fra l'altro è reduce anche ieri una partite spettacolari, vinte troppo, cazzo, 4-5-1 ecco 5-1 con anche di De o Ketteler che 4-1. boh, insomma go dalla PlayStation però arrivi contro l'Atalante che anche l'Atalante è in plene forme e sicuramente non venirà a regalare risultati quindi come Cadising effettivamente anche tra la società tra la dirigenza non ho di via di nessun asterisco parce che comunque effettivamente noi abbiamo di pensare partire per partite e partire alla chiesa e dopo alla Io fine dell'anno di lavoro, di tros cadavers magari che vi lasciate. Io veramente mi spererei di arrivare a finire il campionato 4-5 giornate di prime, però insomma bisogna guadagnarsi sul campo tutte le vittorie, no? E quindi ogni partita dalla Salernitana che arriva come a tutti che altri, al Lecce, al Genoe, al Napoli, tutto c'è cazzo che venirà e ogni partita quindi dà il massimo. E a Samè che effettivamente la squadra si di, come che l'ha detto anche Bastoni, mentalizzate proprio per arrivare a chiappare i risultati finali, insomma, ecco. Come hanno sì, spette una partite delicate, boh, sì, con la Salernitana, ma dopodiché vinna Champions con un Atletico che effettivamente al Giue un po' alla Juve, no? Fra virgolette, abbiamo già detto qualche puntata fa. Sì, come si dice, vedovo di Morata, però è una squadra che sicuramente venirà un po' il cazzo, perché mi pare che l'andata è a Milano, no? Giusto la prima. sì. Ecco, e quindi l'Inter, secondo te, se partite varrai di fa, giusto? È proprio per
per sentire la tua opinione e la Ma me, già tu la sai. allora, prima viene la Salernitana se non sbaglio ha sostituito l'allenatore, quindi non si sa come, cioè, non si sa come che intervenerà il nuovo allenatore, quindi anche lì, certo, Più che giochi altro in chiave, quindi bisogna di se Inzaghi farà dal turnover, no, con la Salernitana, che no, secondo me hai stare io lo speri. dos, tre pedini di cambiare i vol per far No, beh, rifredare. ecco, che questo fosse un argomento interessante, al senso che dal mio punto di vista bisogna riscambiare manco il 5 giocatori rispetto a che hanno giocato 4D, Ma quindi ci a vede me mi basta Racing 3, a me mi basta Racing 3. no, io cambierei ad esempio gli attaccanti, cambierei Sì. magari qualche don lavoro, anche sulle fasce magari cerchi di limitare le fasce e anche Mkhitaryan come che con la sua età al mio centellinale un po' di più, visto che al fase differenza, Frattesi non ha giocato, quindi se l'ha recuperata le mie che Frattesi o anche Klassen che non è neanche così male. Sì, sì, Quindi dopo secondo me a partita in corso magari, io di come esatto. sta la partita e Quindi tu io dico come sai cavare, dopo bisogna. tu fai in cambio, se tu metti dentro i 5 titolari e tu ci riesci di risolvere magari le ultime mezz'ore risolvi il problema. Io la io così. Mm. L'Atletico Madrid è una squadra molto ostica, come che sono sempre state con il Ciolo, però bisogna dire che anche la Juve è una belle squadre, cioè abbia i giocatori, eccetera, però secondo me l'Atletico è più forte, è nettamente più forte dopo giocare tanti poi a ballone, quindi non è così, non sarà una partita scontate, però come che avevi già detto un po' di team fa, loro giocano come no, cioè giocano con un 3-5-2, no? Molto, un po' più difensivo rispetto a quello di Inzaghi, però secondo me con quel modulo lì l'Inter è la squadra più forte, cioè tipo se avessi giocato con una squadra che gioca magari 4-3-3 sarei stato più preoccupato, ma Ma tu secondo credi me tu comunque che verranno a serassi? Cioè, o che proveranno sì comunque sì. un pressing No, a no, centro. a fase il loro gioco. Loro, di solito fase il loro gioco, però attenzione, loro con il loro gioco a vincere in certo senso, partono a chiesa tanti punti e non sempre giocano di ripartenza, quindi bisogna è una squadra che bisogna un po' che appale con i molli se sta tense, no? Perché se tu fai una partita simile a quella dalla Roma, anche se la Roma gioca con un modo un po' diverso, il rischio è pesante, quindi bisogna lì riposare perché il TD che le miglior fa gli aveva manco il cin dei titolari e tra la prossima partita e sta molto molto attento perché l'importante dal mio punto di vista è non perdi, cioè non perdi in chiesa dopo la partita dal ritorno può succedere di tutto, si può vincere, sì, disegni che tu puoi dispartare ai team supplementari eccetera, però l'importante è no perdi in chiesa dopo io da ring insomma Perché al ritorno la di loro storicamente è un campo sempre difficile, no? sì, sì, molto Eh, molto molto e difficile. quindi sì, io ti do ragione, chi in chiesa bisogna portare risultati playing, magari che c'è pagoi e là giocarsi al più possibile, perché di là è difficile la vinci, ecco. No, No, tutte è le molto squadre, sai. difficile e in più, no, come io non ho le statistiche, ma è difficile che l'Atletico Madrid ha perso in chiesa, Sì, quindi bisogna che se tu non ti arrivi a portare via dai ponti in chiesa, dopo là è difficile ribaltare, ecco, dopo può succedere di tutto, per amore di Dio, però sì, sì. comunque ecco, in chiesa bisogna essere molto attenti, cercare di fare gol e sopravvallo. Se dopo si vince anche con qualche gol in più, io sono comunque positivo, in questo senso per il discorso che ti dicevi prima, l'Inter col 3-5-2 è la squadra più forte di tutti Boh. e se una squadra ci affronta con lo stesso modulo è quasi certo che partenga a chiesa il risultato insomma. Buono, dai, allora, Serin con un pronostico secco per Inter Salernitane, 1x2 c'è di tu. Beh, un fisso ovviamente. Beh, Angelo aveva messo X la puntata passata. Io per me alle 1 e anche se la Salernitana ha cambiato allenatori, pensi che non sarà storia.
e quindi sì, speriamo bene, insomma, di vincere anche che lì, di arrivare quindi alla puntata con la Champions, anche mentalmente, poi tranquilli, ecco, anche perché un stop con la Salernitana, sì, ma può capitare per l'amor di Dio, ma in chiesa no, anche no, ecco. E detto questo, grazie per l'iscrizione che planca a planca stanno in su, e vengo accontentato Sandro che si arriva ai 30, ma comunque ovviamente non si ricordi sempre che il nostro obiettivo è arrivare fino ai 50 per poter fare i live, no, su YouTube, e anche perché vi tante int che vorrei intervenire sul canale, allora per non creare masse casini con Zoom, Teams, eccetera, eccetera, allora speriamo no, di arrivare il più presto possibile che su 50 iscritti, quindi mi raccomando iscrivesi, perché sapete che Certo. tanti di Watris hanno stiali per non si iscrivono, un po' per timidezza, un po' per qualsiasi tipo di motivo, non lo sapete, iscrivesi pure, eh, attivai la campanelletta dalle notifiche e soredut, scrivete dai comments, consiglios, robe su cui favelà, eccetera, eccetera. Una ultima roba che voi dici prima di sera che non c'entra con l'Inter, ma siccome che Fevelin di solito anche di tennis, no? di altri sport c'è, ieri di sera, anzi, il giorno passato, alle stagioni del Super Bowl no? In America, Kansas City Chiefs contro San Francisco 69ers, hanno vinto i Chiefs, parlando del Super Bowl, i pensi più noiosi dagli ultimi days, quindi science. Io il football americano lo seguisco, non di tantissimo, ma anche di massa poco, e effettivamente chi sta sono stati poi le telecamere a inquadrare Taylor Swift e altri insomma attori famosi che no disin, le squadre in campo, i protagonisti che vanno di sei sono un po' manchiati, il gioco è sempre sta strozzato da un punto di vista perché la partita si gioca tanto sulla difensiva sia di una banda che di che altre, e quindi anche li difesi a fase una partita di solito li squadre sì, le partite di NFL sono abbastanza noiosi, quindi pochi lanci lunghi, col classico no, runner che ti va a chiappare la balla a farsi il touchdown, veramente mi pare che sono stati 3 touchdown da tutta la partita, una roba del genere. Non mi pensi bene anche perché l'hai veduto in diretta su Italia 1, un po' indurbidito, un po' meno, dopo anche il spettacolo no, famosissimo di Halftime Show, non è stato un granché, anche se non si discute magari il cantante, però insomma è un cantante che era famoso, magari 20 anni fa, come è un po' manco il spettacolo bellissimo, comunque per l'amor di Dio, coreografie eccetera, però insomma a poter inclamare Taylor Swift no, fa il cazzo di Halftime Show, così non si rompeva i coglioni a inquadrare a ogni emozione che provava per Somuros che giocava in campo con i Chiefs. Ya le Vabbè, mazze, dai, mi sta sbagliando. Come io non hai idea di cui che sono tutti i personaggi che tu dici tu. Quel sport lì non. no, Dopo da Taylor Swift, rugbista ovviamente preferissi il rugby perché a me quello è un po' più di contatto, un po' più di no, joke. certo, certo. No, Quindi no. a me mi piace il football americano per un discorso proprio di schema, robe così, tattiche, conquiste dal campo, eccetera, ma sono le robe un po' perché io amo l'America in generale, no? Senza secondi fini, secondi termini, eccetera. Sai che americano è un popolo dal cazzo, però certi robe che cani americani sai andare loro, ecco, quindi la si installa culture, eccetera, eccetera. Boh, è un discorso che magari ci appariremo un po' più approfonditamente nei prossimi volti. Fatto sta che Taylor Swift è una cantante americana che è stata nominata una delle migliori di quest'anno, dai ultimi non so se anni, e quindi Sì. faceva parte di questo calderone di No. stronzati che ha fatto al Super Bowl, al 58esimo Super Bowl. Dai, conquiste minchiate sul football americano, inserire la puntata di UE, non si sentì dopo la partita di Inter Salernitane, Sperini aveva promettuto di farlo già a Kist, ma non si arriva di fare una live breve subito dopo la partita. Io dico se rivinco in questi impegni, così a caldo magari non spartirà qualche blasteme di poi. No, intanto sono ringraziando, mi raccomando iscrivetevi al canale, saluti in agno, Fracca il pulsante. esatto, fracca il pulsante e non si udin la prossima puntata. Forza Inter e Juve merda sempre. E Forza Udinese che per Forza come sta Udinese. vicino. Dai, speriamo bene. Manda a due, fantastico. Buon yacht. Ciao.